Dramma in via Guglielmo Marconi ad Albizzate, provincia di Varese. Crolla il tetto di un edificio ex industriale e muoiono una mamma e due bambini. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio 24 giugno intorno alle 17:30. Si tratta dell'ex fabbrica Bellora, un ex capannone industriale riconvertito di recente ad uso commerciale. Il tetto è crollato per un'ampia porzione lungo il fronte dell'edificio. Con la caduta del cornicione anche altre persone sono rimaste coinvolte. Sul posto sono accorse numerose squadre dei vigili del fuoco e operatori del 118. Sembra che la mamma e i due bambini si trovassero per strada e siano stati schiacciati dalle macerie. Sul posto 3 squadre, un autogru, sono stati attivati gli specialisti del vigili del fuoco dell'USAR. Gli accertamenti spiegheranno le cause dell'improvviso crollo. Milano. In arrivo 3.500 monopattini elettrici in sharing. Si allarga la flotta dei monopattini in condivisione. Nelle prossime settimane a Milano saranno in strada 3.500 nuovi monopattini elettrici. L'amministrazione ha infatti selezionato e autorizzato 5 nuove società ad operare in città per la condivisione di mezzi di micromobilità elettrica. I veicoli si aggiungono ai 2.250 già presenti come alternativa per gli spostamenti nella fase post-lockdown. Le aziende selezionate dovranno ora ultimare le formalità e l'iter di autorizzazione e non appena pronte potranno avviare le loro attività di sharing nel rispetto delle regole che erano già state definite dall'amministrazione alla pubblicazione del bando e che riguardano sia le caratteristiche dei mezzi sia le modalità di utilizzo in strada dei monopattini elettrici. Da giovedì 25 giugno scatta il primo torneo Milano Città Aperta al Ping Pong, giocato su tavoli installati in 37 luoghi grazie al progetto Piazze Aperte. La competizione si svolgerà su 18 postazioni in 9 di queste piazze, una per municipio, e terminerà con le finali l'11 e il 12 luglio. Il torneo, organizzato dall'Associazione Tennis Tavolo Aquile Azzurre, sarà diviso in maschile e femminile e per fasce d'età, dai 10 agli over 70. Per partecipare bisognerà attenersi alle norme di comportamento anti-coronavirus anche nel gioco. Ogni giocatore infatti dovrà portare da casa la propria racchetta e la propria pallina, che non dovrà essere scambiata con gli altri. Ci si dovrà presentare al tavolo indossando la mascherina, che potrà essere tolta durante il gioco. I vincitori saranno premiati con una medaglia e il titolo di campione della città di Milano. Ogni iscritto potrà scegliere e prenotare la sede, il giorno e l'orario di gioco. Gli organizzatori invieranno una conferma via WhatsApp almeno 48 ore prima della partita. La fase finale del torneo si svolgerà in Piazza Dergano, in cui confluiranno i vincitori delle diverse zone in cui si saranno disputate le fasi di qualificazione.